Per il momento non sembra vi siano richieste di riscatto, ma ecco, l'importante è comprendere che non è un'eccezione quello che è accaduto ieri. Non risulterebbero richieste di riscatto né violazioni ai sistemi di sicurezza nazionale, ma l'attacco hacker avvenuto nella giornata di domenica è una ferita aperta al cuore della privacy di tante aziende. Tante di queste, anche sul territorio veneto, potrebbero non essersi ancora rese conto dell'avvenuta violazione. In gergo, a entrare in azione è stato un ransomware, un software malevolo che cripta i file presenti sul computer delle vittime. In realtà vi sono due macro tipologie di ransomware: i crypto, appunto quelli che cifrano i dati e li rendono inaccessibili, e i blocker, cioè quelli che sostanzialmente rendono tout court inaccessibile il dispositivo, a meno appunto di non pagare un riscatto. Non un'eccezione quella avvenuta nel fine settimana, anzi i report ufficiali parlano di un fenomeno in aumento. In Italia dal 2021 attacchi informatici 5.000 in un anno, 2022 13.000, quindi un aumento del 138% che non fa ben sperare per il 2023. Collegata tutta la partita del phishing e delle truffe online, nel mirino grandi aziende e privati cittadini. È importante oggi tornare a parlare di questi temi, soprattutto all'interno delle imprese, dove si nasconde uno straordinario valore di informazioni che debbono essere mantenute riservate. Pensiamo che oggi il mercato dei dati è uno dei mercati più importanti al mondo. Solo in Italia cuba oltre 2 miliardi di euro.